buonasera. Buonasera, benvenuti alla quarta edizione del corso di archeologia, che è un corso tra i più recenti che sono stati introdotti all'Ateneo Veneto e che però ha già un suo pubblico, come si vede già questa sera, e anche degli esiti importanti di cui diremo tra un attimo. Io porto i saluti della Presidente Antonella Magaraggia, che un po' indisposta non è potuta essere presente questa sera, si scusa, ma vi porto i suoi saluti e aggiungo anche un tocco personale perché, come dicevamo, il corso nelle 3 edizioni precedenti ha avuto degli esiti importanti sia dal punto di vista scientifico che di pubblico, come si dice in questi casi, e abbiamo raccolto nel numero della rivista dell'Ateneo Veneto, che è uscito un paio di mesi fa, a fine anno, abbiamo raccolto il senso di 2 anni di corso sostanzialmente. E il corso, come sempre e come anche quest'anno, è diretto dalla professoressa Tirelli. Abbiamo, con la sua cura, abbiamo prodotto questo numero della rivista che, per quanti volessero approfondire i temi degli ultimi 2 anni, è a disposizione in segreteria. Non saprei dirvi il prezzo, ma non credo che sia una cosa esorbitante. E quindi, volendo, passando in orario di segreteria, si può acquistare. Questo volevo dirvi perché poi queste lezioni, che hanno un valore divulgativo, di alta divulgazione, come si dice, sono soprattutto poi finalizzate a restare, soprattutto attraverso il canale YouTube, perché come voi sapete tutte queste lezioni vengono registrate e poi messe nel canale YouTube dell'Ateneo, e in questo caso anche raccolte nella rivista, che è l'organo ufficiale dell'Ateneo Veneto. Io non entro nel merito, ma cedo la parola alla professoressa Tirelli, che vi illustrerà questo corso sul sacro e le divinità, che è il tema di quest'anno. Vi auguro un buon ascolto e, professoressa, bocca al lupo. Ringrazio ovviamente il professor Michele Gottardi per queste gentili parole, per l'incoraggiamento, e anche la Presidente che naturalmente che oggi purtroppo non è potuta intervenire qui con noi, e sono molto lieta di dare inizio al quarto corso di archeologia dell'Ateneo Veneto. Quest'anno, come anticipato, il corso verterà sul sacro, quindi su santuari, templi, culti, credenze del Veneto antico, sia del Veneto preromano che del Veneto romano. Il corso anche quest'anno sarà articolato in 6 lezioni che si terranno con cadenza settimanale i martedì, ad eccezione di uno, quello del professor Sperti, che slitterà il venerdì, ma voi vedrete nella locandina c'è tutto il calendario, e poi con la newsletter settimanale sarete ovviamente sempre tenuti al corrente. La prima lezione a cui stiamo per assistere, che è la lezione introduttiva, la prolusione del corso, sarà tenuta dalla professoressa Loredana Capuis. Seguirà una seconda conferenza, un secondo incontro che verterà sul santuario di Altino, santuario internazionale di porto, emporico, come si dice, non solo di Altino ma della popolazione dei Veneti, e quella la terrò io. Il terzo incontro sui Veneti pre-romani sarà tenuto dalla professoressa Giovanna Gambacurta e metterà a fuoco un elemento molto importante, come credo che sentiremo, della cultura veneta pre-romana, che è l'acqua, e quindi verterà, credo principalmente, sui santuari euganei e dell'area alpina, in particolare credo sul santuario di Montegrotto e sul santuario di Lagole. Il quarto incontro sarà tenuto dalla professoressa Giovanella Cresci e focalizzerà quel momento cruciale che è il momento di passaggio dalla civiltà preromana alla civiltà romana, e che comporterà numerosi cambiamenti sia sotto il profilo della ritualità che sotto il profilo anche architettonico.
gli dei cambiano volto e cambiano casa. Seguirà la lezione del professor Luigi Sperti, che focalizzerà proprio gli edifici di culto messi in luce o di cui abbiamo conoscenze nel Veneto, nelle città, nei municipi e nelle colonie del Veneto romano, e si concluderà con l'ultima lezione che verrà tenuta dal professor Lorenzo Calvelli e che ci porterà nel Veneto cristiano. Quindi partiamo dal Veneto preromano e terminiamo col Veneto cristiano, quindi con la cristianizzazione del Veneto attraverso soprattutto la documentazione epigrafica. Questo è il nostro programma di quest'anno. Veniamo alla professoressa Loredana Capuis, che io ringrazio veramente di cuore di aver accettato il nostro invito e di essere qui in Ateneo questa sera. La professoressa Capuis veniva volentieri anche perché è veneziana doc, anche se abita a Padova da molti anni, però insomma la sua venezianità è sempre vivissima e credo che non servano neanche molte presentazioni, perché io credo che molti di voi la conoscano. Loredana si è laureata a Padova, ha iniziato subito a lavorare presso il Museo Nazionale a Testino con un progetto di ricerca che era stato pilotato, diciamo, dal professor Luigi Polacco e dalla professoressa Giulia Fogolari. La professoressa Capuis ha insegnato per più di 20 anni all'Università di Padova, insegnando civiltà dell'Italia preromana, sbaglio sempre, ma insomma occupandosi dei veneti preromani, che sono stato il suo grande filone di ricerca e la sua grande passione. Risale al 93 questo suo volume sui Veneti antichi, di cui parlavamo proprio poco fa, e che nonostante siano trascorsi 30 anni nei quali ci sono state grandissime novità nell'archeologia del Veneto preromano, ciò nonostante rimane tuttora veramente un caposaldo, un libro di riferimento per chiunque intraprenda lo studio dei Veneti antichi. È un volume della Longanesi, se non erro, è un volume molto agile, cioè non è un manualone che magari mette anche in soggezione prima di affrontarlo, è un volume molto agile, ma è un volume molto denso di notizie, ripeto, tuttora un volume di riferimento per l'archeologia preromana del Veneto. Inoltre ha scritto moltissimi articoli, ma soprattutto 4 volumoni che sono anche quelli delle pietre miliari, e tutti e 4 insieme alla dottoressa Anna Maria Chieco Bianchi, con cui formano una coppia storica. E 2 volumi sulle necropoli preromane a Testine, Este I ed Este II, pubblicati dall'Accademia Nazionale dei Lincei, e 2 volumi sulle lamine del santuario a Testino di Reitia, di cui adesso sentiremo parlare, che sono invece pubblicati all'interno di una pubblicazione colossale promossa dall'Università di Colonia, che si è preposta, e così ha fatto, la pubblicazione sistematica e totale dei materiali, della enorme quantità di materiali provenienti dal santuario di Reitia a Este. Detto questo, non posso che ringraziare di nuovo Loredana e mettermi a sentire anch'io quello che ci racconterà. Grazie. Grazie. Io ringrazio veramente di cuore Margherita per questo invito che mi fa tornare dopo tantissimi anni in questo luogo che quando ero giovane, quando abitavo a Venezia, ho molto amato e molto frequentato. Quindi veramente un piacere questa rimpatriata. Come prima cosa io vorrei dire che l'argomento che mi è stato affidato cioè la religiosità dei Veneti antichi, è un argomento molto ampio, molto complesso, molto variegato anche, tant'è che quando insegnavo ci dedicavo interi corsi monografici. Quindi nel breve spazio
tra l'altro della vostra attenzione, potrò soltanto darvi qualche pillola di questo problema, darvi un po' le coordinate principali, sperando solo di suscitarvi un po' di curiosità, eventualmente poi di approfondire un po' con le lezioni successive e un po' con qualche lettura il vostro interesse. Allora, di che cosa parliamo? Della religiosità dei Veneti antichi. Ma chi sono questi Veneti antichi? Sono i protagonisti durante tutto l'arco del primo millennio avanti Cristo di una cultura che, come più volte ho detto e scritto e ripetuto, è una cultura, a mio avviso, che nell'ambito dell'Italia preromana e di tutti gli aspetti culturali che si svilupparono in questo primo millennio avanti Cristo, è una cultura che, a mio avviso, è seconda solo agli Etruschi, per importanza, per livello raggiunto. Così come tutte le altre culture dell'Italia preromana, noi non abbiamo delle fonti scritte dirette come siamo abituate per il mondo greco o per il mondo romano. E anche tutto sommato gli autori greci, gli autori latini ne parlano relativamente poco, in maniera abbastanza generica. Questo cosa significa? Significa che tutto il nostro lavoro di ricostruzione di questa civiltà è stato fatto e continua ad essere fatto in base all'archeologia, cioè in base ai ritrovamenti, non tanto in base ai documenti scritti quanto in base ai ritrovamenti, in base soprattutto agli oggetti, perché le tracce sul terreno sono relativamente modeste, soprattutto in base agli oggetti, quella che noi definiamo la cultura materiale, gli oggetti che venivano essenzialmente offerti ai defunti, cioè lo studio delle tombe, di quei corredi funerari che servivano a tramandare, a esaltare, a perpetuare il ricordo, il valore del defunto attraverso una serie di oggetti che innanzitutto dovevano dichiararne il genere, maschio, femmina, possibilmente anche quando si poteva anche l'età, se non altro il giovane, l'anziano, il bambino, e soprattutto dovevano perpetuare quello che era stato il ruolo, il rango, l'importanza del defunto quando era in vita. Da questo punto di vista possiamo quindi dire che la prima forma di cultualità è il culto dei morti, cosa di cui ovviamente non vi parlerò oggi, perché non è la religiosità come la intendiamo noi, e tra l'altro è una forma di ritualità che si restringe nell'ambito familiare o in un piccolo gruppo della comunità. Quando è invece che noi possiamo parlare di una vera e propria religiosità, cioè di una religiosità che si esplica in luoghi a questo deputati e con una serie di oggetti a questo deputati. Di questa religiosità pubblica noi possiamo sostanzialmente parlare a cominciare dal fine del VII, inizio del VI secolo avanti Cristo, quindi diciamo 2 o 3 secoli dopo
l'apparire di questa cultura dei Veneti antichi, un po' sotto lo stimolo di analoghe esperienze che già da tempo si erano verificate nel mondo etrusco. Teniamo presente che i Veneti sono vicini di casa degli Etruschi, perché con gli Etruschi confinano lungo il Mincio, con gli Etruschi confinano lungo il Po, quindi questo scambio non solo di materiali ma anche di ideologie è sempre stato molto vivace, e soprattutto questa forma di religiosità pubblica ha luogo nel momento del passaggio da forme, chiamiamole preurbane, quindi ancora cultura di villaggio, diciamo, tanto per intendersi, a strutture sociali di tipo urbano, quindi con una struttura, con un'organizzazione più controllata. Anche in questo campo le nostre notizie sono soprattutto desunte dai materiali, perché anche per quanto riguarda la religione non abbiamo storie dirette, cioè scritte dagli stessi Veneti, e anche quello che ci dicono i loro contemporanei greci o latini sono notizie estremamente generiche, estremamente vaghe. Tanto per farvi qualche esempio, abbiamo Strabone e Tito Livio che parlano di divinità, di una divinità veneta assimilabile a Era, a Giunone, cioè una grande divinità femminile preposta a varie attività, quindi un concetto abbastanza generico. Strabone ci parla di un culto di Diomede. Diomede è un personaggio legato ai cavalli e noi sappiamo che i cavalli avevano una enorme importanza per i Veneti, proprio anche nella bilancia dei pagamenti, in quanto erano allevatori famosi di razze molto pregiate. Addirittura un cavallo veneto vince una delle Olimpiadi nel IV secolo i greci venivano a acquistare razze pregiate di cavalli proprio nel Veneto, molto probabilmente proprio ad Altino. Teopompo, un altro storico, ci parla di riti di tipo agrario nel momento della semina. Voi capite che sono notizie molto generiche che tutto sommato si possono adattare a qualunque popolazione. Qualcosa di più preciso, e da qui appunto cominceremo il nostro discorso, ci viene dalle iscrizioni di dedica, di offerta, che venivano molto frequentemente apposte agli oggetti che venivano dedicati, offerti, donati alla divinità. Non ci dicono, queste sono iscrizioni molto brevi, io sono del tal dei tali, il tale mi ha offerto A, il tale mi ha donato A, quindi ci conservano più che altro formule di dono, di offerta, di voto, però per noi sono importanti in quanto ci conservano i nomi delle divinità, nomi che alcune volte ricorrono una volta sola, quindi poco purtroppo ci dicono, ma abbiamo un nome che è quello che vedete qua, ecco, Pora Reitia, che ricorre moltissime volte nelle iscrizioni di Este e che quindi possiamo senza dubbio considerare il nome della divinità principale.
Pora è il nome più antico e è un nome chiaramente trasparente, perché può essere collegato con la radice paro, pario, cioè genero, il parto, e quindi con una divinità femminile preposta alle nascite, ma può essere anche, è stato anche collegato ad una radice greca poros, che vuol dire il porto, il guado, quindi con un legame con l'acqua, con il fiume. L'acqua, i fiumi soprattutto sono una caratteristica molto importante per tutte le città dei Veneti, perché sono le grandi autostrade, sono le vie di comunicazione, e il Veneto da questo punto di vista è un paese fortunatissimo. Pensate ai grandi fiumi, l'Adige da una parte che porta dall'Adriatico ai valichi transalpini, il Piave dall'altra parte. Solo queste due colonne sono di vitale importanza per l'economia e per la vita dei veneti. Quindi questa divinità collegata al porto, al guado, è una divinità che doveva anche controllare, essere preposta in qualche modo ai commerci, alle transazioni economiche. Il nome Pora viene poi sostituito e si fissa per tutta la storia del Veneto in Reitia, che è un altro nome trasparente delle caratteristiche e delle attività della divinità. Reitia viene collegato ad una radice rectus, quindi dritto, il diritto, la legalità, ma può essere anche collegato alla radice greca rei, scorro, quindi ancora una volta l'acqua, il fiume, e può essere, è stato anche collegato al termine venetico, della lingua venetica reito, che vuol dire scrittura, e vedremo che questo è un aspetto molto particolare, molto interessante. Questa divinità Pora Reitia indubbiamente dobbiamo considerarla, anche per l'altissimo numero di iscrizioni, di dediche, di offerte che ci sono conservate, dobbiamo considerarlo come il termine, la divinità principale. Non mi soffermo su tutte le altre, accenno solo che oltre a questa divinità ce ne sono almeno due che sono maschili questa volta e strettamente collegate alla natura dei luoghi. Ad Altino abbiamo una divinità Altino, Altno, di cui vi parlerà a lungo Margherita Tirelli, che è certamente legato alla struttura, alla natura dei luoghi su cui sorse Altino, una morfologia a dossi, a alti naturali che erano particolarmente favorevoli all'insediamento, e un'altra divinità di cui sentirete parlare, in questo corso è Trumusiate, la divinità di Lagole, ugualmente legata nel termine tru, che vuol dire molto, e nel termine mus, che vuol dire acqua, umido, è legata alla natura del santuario di Lagole, che sorge tra pozze termali. Quindi divinità, nomi di divinità legate alla natura dei luoghi. Abbiamo poi altri nomi maschili che ricorrono una o pochissime volte, per cui
quel poco che noi possiamo ricavare sulla struttura del Pantheon dei Veneti è un Pantheon dominato da una divinità femminile dalle molteplici prerogative, soprattutto rivolte alla donna, ai parti, all'educazione, ma anche al commercio, ai traffici, e una serie di divinità minori che dovevano farle corteggio. Quindi questo per quanto riguarda i nomi. Ma veniamo a, ecco sì, è stato proposto di vedere questa divinità in questi dischi di Montebelluna. Sono 4 dischi di bronzo molto simili che, come vedete poi più chiaramente soprattutto nel disegno, raffigurano una figura femminile, una sorta di Potnia Theron, cioè di dea degli animali, che tiene in mano una chiave e è affiancata da un animale di terra, un lupo probabilmente, e da un grande animale d'aria. Quindi una figura che apre i regni della natura, che apre i regni del cielo e i regni della terra. Indubbiamente può darsi che ci sia qualche riferimento, però dobbiamo anche dire che nel mondo veneto non esiste la usanza di raffigurare le divinità, quindi questa sarebbe una cosa abbastanza eccezionale. Indubbiamente è una signora degli animali, indubbiamente possiamo collegarla con questo concetto diciamo di divinità che regola la natura in tutti i suoi aspetti, ma non credo assolutamente che possiamo dire questa è la Reikia. Veniamo invece ai luoghi. Abbiamo detto i nomi, veniamo ai luoghi. Anche in questo campo dobbiamo fare una enorme differenza con quello che siamo abituati a considerare nel mondo greco e nel mondo romano. Noi nel mondo greco e nel mondo romano, quando parliamo di santuari, che cosa pensiamo subito? L'acropoli, i templi, i grandi edifici santuariali, i capitolia, eccetera. Nel mondo veneto nulla di tutto questo. E questo anche tenendo ben presente che fino all'avvento dei Romani, cioè diciamo fino al primo secolo avanti Cristo, anche l'architettura civile non esiste, cioè non esiste una grande architettura stabile. Abbiamo edifici che sono per lo più di tipo deperibile, capanne, legno, frasche, quindi come non esiste un'architettura civile, ugualmente non esiste un'architettura religiosa. Abbiamo soltanto delle aree all'aperto che tutt'al più sono recintate, sono segnate, sono delimitate. E teniamo presente che anche nel mondo etrusco la prima forma di spazio sacro è un lotto di terreno che la comunità offre al Dio e come tale viene semplicemente delimitata da pali o da cippi. Il mondo etrusco poi si evolve in una grande architettura religiosa, però all'inizio anche lì abbiamo soltanto grandi recinti. E quindi abbiamo un esempio, il santuario di Altino, su cui non mi soffermo assolutamente perché ne parlerà a lungo Margherita,
e un santuario di scavo recente a Este, dove potete ben vedere che si tratta sostanzialmente di aree all'aperto delimitate da steccati, da edifici di legno e soprattutto da segnacoli. Un segnacolo che ci rafforza in questa idea del concetto di spazio delimitato, ve lo mostro, questo qui proviene da Padova e nella sua iscrizione questo cippo di pietra come si definisce? Si definisce come un termon, cioè un termine, un cippo di confine, entolluchi all'interno di un bosco, entolucus, cioè proprio questo concetto di spazio aperto, delimitato, segnato da cippi o da segni comunque di confine. Quindi spazi all'aperto. E un'altra caratteristica fondamentale è che i luoghi di culto non si trovano praticamente mai all'interno delle città, ma si trovano all'esterno. Si trovano all'esterno della città, vedremo l'esempio di Este, quasi a segnare il confine dello spazio urbano, o si trovano a delimitare lo spazio, il territorio di una città rispetto al territorio di un'altra città. L'esempio eclatante è Montegrotto, il santuario di Montegrotto, di cui sentirete parlare in seguito, che segnava il confine tra il territorio gestito da Padova e il territorio gestito da Este. Quindi i luoghi di culto hanno una fondamentale funzione di confine dello spazio urbano, confine del territorio e difesa dello spazio urbano o del territorio. Date questi concetti fondamentali, le nostre informazioni maggiori ci vengono dagli oggetti offerti alla divinità. E mi fermerò in modo particolare su Este per una serie di motivi. Primo perché sono affettivamente legata a Este, quindi una sorta di amarcord, ma soprattutto perché Este ha più di un santuario, quindi una varietà di tipologie che ci aiutano molto nel definire il concetto di religiosità e soprattutto, come già accennava Margherita, si trova in una situazione felicissima dal punto di vista dell'edito. Abbiamo migliaia, decine di migliaia di oggetti votivi che sono tutti interamente pubblicati. Per una impresa eccezionale portata avanti dall'Università di Colonia che è tradotta in ben 14 volumi in cui anche il più piccolo frustolo è stato pubblicato, quindi una fonte di studio eccezionale. Questi sono 2 volumi dedicati alle lamine, poi ce n'è uno dedicato ai bronzetti, ma tra l'altro c'è un volume, questo che vedete sulla destra, Este Preromano, una città e i suoi santuari, che è del 2002, quando si festeggiava il centenario del museo di Este, che è una sintesi su tutti i santuari di Este e una fonte, diciamo, preziosissima di informazione. Ecco qui la situazione. Allora, diciamo che allora noi qui cosa abbiamo? Abbiamo, questo è schematicamente l'abitato di Este, e voi, che sorge tra i vari rami dell'Adige, e ha ragione che mi ha detto che è sensibilissimo.
abbiamo qui il santuario di Reitia, il santuario maggiore, che si trova sul ramo dell'Adige che esce dalla città. Abbiamo un santuario a nord, a nord-ovest, che è invece in rapporto con i rami dell'Adige che entrano in città. Abbiamo un santuario di relativamente recente scoperta, che è invece verso i percorsi dei colli che portano a Padova. Abbiamo un santuario qui a sud-ovest che invece porta verso i percorsi verso la pianura padana, e abbiamo un interessantissimo santuario su un colle che domina la città in una posizione un po' defilata. Questo cosa vi dice? Vi dice quello a cui vi accennavo prima, cioè di questi santuari che non sono mai all'interno della città, ma sono a confine, in questo caso a confine e a protezione, a difesa dell'abitato. Il santuario principale, quello da cui provengono decine di migliaia di ex voto, è questo di Reitia, che ci ha permesso di fare una serie strepitosa di osservazioni e di deduzioni sulla religiosità dei Veneti. Anche in questo caso non abbiamo edifici, spazi edificati, templi nel vero senso della parola, ma abbiamo per esempio una serie di focolari che poi solo in epoca romana diventeranno delle piccole celle. Qui abbiamo uno spazio all'aperto delimitato, ma non abbiamo edifici nel senso proprio della parola. Quindi tutte le nostre informazioni, una volta di più, vengono dalla cultura materiale, cioè dagli ex voto, dagli oggetti che i devoti offrono alla divinità. Tenete presente che per esempio il santuario di Reitia, a cui mi riferirò principalmente proprio per la mole enorme di materiali, ha una vita che va quantomeno dalla fine del VII secolo a.C. al III secolo d.C., quindi sono praticamente quasi 1000 anni di vita. I materiali, come vi dicevo, sono decine di migliaia. Tra recuperi ottocenteschi, pensate, perché i recuperi sono stati fatti in grandissima parte alla fine dell'Ottocento nei campi dei contadini, solo i recuperi fatti dai contadini alla fine dell'Ottocento ammontano a 14.000 oggetti, ovviamente una raccolta estremamente selettiva, solo di ciò che era più bello, di ciò che era più intero. Ecco, adesso non lo so, ci toglieremo la curiosità di fare il totale, ma sono decine di migliaia di materiali. Sono gli ex voto, molto spesso corredati da iscrizioni, come vi dicevo prima, che ci conservano quantomeno il nome della divinità. Questi ex voto sono di due tipi fondamentalmente, due possiamo dire categorie. Sono ex voto per trasformazione o ex voto per destinazione. Cosa vuol dire? Ex voto per trasformazione sono oggetti di uso comune, possono essere utensili da lavoro, possono essere oggetti di abbigliamento personale, che a un dato punto vengono offerti alla divinità, donati alla divinità, e quindi si trasformano da oggetti di uso comune in oggetti
votivi. Per esempio, tra questi i più significativi sono questi oggetti che voi vedete qui in alto, che sono fusaiole, rocchetti, pesi da telaio, cioè oggetti di uso comune legati all'attività di filatura e di tessitura, cioè all'attività precipua delle donne, e a un certo punto vengono offerti alla divinità, vuoi per proteggere questa attività fondamentale femminile, ma vuoi forse anche perché non è da escludere che, come nel mondo greco, anche da noi ci fosse un collegio di fanciulle, soprattutto di fanciulle altolocate, che dovevano nel corso dell'anno preparare le vesti da donare alla divinità. Quindi oggetti di uso comune legati alle attività di filatura e tessitura. Poi, sempre ex voto per trasformazione, sono gli oggetti personali, le spille, le fibule, le spille che servivano a fissare le vesti e che poi a un certo punto vengono donati, che per noi sono importantissime da un punto di vista cronologico, perché partiamo da fibule tipiche del VI secolo e arriviamo a fibule tipiche dell'epoca romana, quindi ci aiutano a scandire i tempi di vita del santuario. E poi sono oggetti, tazze, brocche, legati all'offerta di acqua. Più interessanti, senza dubbio, e su questi mi soffermerò un attimo di più, sono gli ex voto per destinazione, cioè sono quei materiali che provengono dall'artigianato locale, da una sorta di industria del pellegrino, cioè sono oggetti fatti apposta per essere donati alla divinità. Abbiamo innanzitutto bronzetti, sono statuine molto molto semplici, molto ingenue, di pochi centimetri di altezza, che però hanno un valore intrinseco altissimo. Perché? Perché sono statuine a fusione piena, ottenute con il metodo della cera persa, ma a fusione piena, il che vuol dire che rappresentano un valore intrinseco altissimo, perché il metallo, la quantità del metallo stesso che dà valore a queste offerte. E non sono mai in nessun santuario di tutto il Veneto, non sono mai numerosissime, a Este sono un centinaio, quindi poco in confronto alle migliaia di altre offerte, proprio per il loro valore intrinseco, e come tale dobbiamo considerarlo offerte dei ceti più elevati. Sono immagini molto semplici, molto ingenue, che raffigurano soprattutto uomini che sono raffigurati come guerrieri o cavalieri, donne avvolte nelle loro vesti, e dovevano essere offerte o su delle basi di pietra o sulla roccia stessa, se non anche appesi a tronchi di legno. Tra questi particolarmente interessanti sono dei pilastrini che conservano l'impronta degli zoccoli posteriori di cavalli. Cioè, cosa sono? Sono probabilmente bronzetti di cavalli rampanti, di cui è rimasto soltanto la parte
infissa nella basetta, il che ci riporta ancora una volta al discorso di questo allevamento particolarmente proficuo e fortunato che è quello dei cavalli. Poi abbiamo immagini femminili avvolte nei loro abiti, nei loro mantelli, nell'atto dell'offerta, e qui possiamo vedere una certa differenza di età e di status, perché abbiamo figure più seriose, tutte avvolte nelle vesti, abbiamo immagini di offerenti con la brocca, con la tazza, abbiamo immagini, direi, di fanciulle con la veste scampanata, con il velo corto, quindi ci possono dire che queste offerte dovevano essere fatte da personaggi che occupavano anche posti diversi nell'ambito della società. Questo è il bronzetto in assoluto più bello, più raffinato, lo trovate in tutti i manuali che parlano del Veneto. Ve lo mostro per alcune caratteristiche che poi ritroveremo. È una figura femminile con un ricchissimo abbigliamento, osservate la veste ricamata, la presenza di collane, bracciali, una ricchissima acconciatura con capelli lunghi, con nastri, cinturone, un grande cinturone a losanga in vita, e stivali. Cinturone e stivali che sono non solo un oggetto di abbigliamento, ma anche due cose di grande valore simbolico, molto probabilmente legato allo stato di sposa. La cintura, il valore simbolico della cintura è ben noto, e anche il valore simbolico delle scarpe. La fonte di ex voto da cui ci vengono maggiori informazioni che noi speriamo di avere capito nella maniera giusta sul tipo di cerimonie che si dovevano svolgere, di cui, come vi dicevo prima, non abbiamo nessuna notizia, ma anche delle trasformazioni sociali in questa lunga vita dei santuari. Le informazioni maggiori ci vengono dalle lamine figurate. Sono delle lamine di pochi centimetri, delle laminette di bronzo, che venivano decorate a sbalzo, a cesello, con una forma di artigianato nella quale i veneti erano maestri senza confronti. Una delle produzioni più belle, più raffinate, è la cosiddetta arte delle situle, cioè la decorazione di vasi di bronzo con grandi figure, con grandi racconti ottenuti appunto a sbalzo e a cesello. Qui abbiamo queste centinaia di lamine che nel periodo più antico, cioè possiamo dire quasi agli inizi di queste nuove forme di espressione religiosa, cioè diciamo tra il VI e parte del V secolo a.C., presentano, pur con effetti stilistici diversi, ma presentano dei temi fissi, che sono la figura maschile armata di tutto punto. Voi qua ne avete un esempio tra i moltissimi che avrei potuto scegliere. Vedete che la resa stilistica è estremamente diversa, da opere più raffinate a prodotti molto più
cursori, ma dove ritornano gli stessi elementi, cioè la figura maschile in armamento di tipo oplitico completo, un armamento pesante che doveva essere pagato da parte del guerriero, e quindi sono l'esempio di offerte di uomini dell'elite, della classe più alta, elmo, lance, grande scudo rotondo, appunto, di tipo oplitico. E sono tutte immagini singole, un'altra caratteristica che poi riprenderemo nel suo significato. In parallelo, sia cronologico, sia proprio in parallelo come ritrovamenti nei vari santuari si trovano gli uni e gli altri, abbiamo lamine con immagini singole, ancora una volta, ma femminili. Femminili, e vi richiamo l'attenzione su una delle più belle, perché ritornano quelle caratteristiche che avevamo visto nel bronzetto prima, cioè la figura femminile riccamente agghindata, con veste ricamata, con gioielli, grande velo sulla testa, cinturone a losanga e stivali. Ora, queste immagini singole di figure maschili e di figure femminili io le ho sempre definite un po' come i santini nostri della prima comunione, le persone più âgée qui dentro si ricordano cosa erano le nostre cerimonie della prima comunione, non come adesso semplici con la tunica tutti precisi, ma i ragazzi vestiti da ometti, abito blu, giacca, cravatta, camicia, le fanciulle con questi vestiti bianchi, veli, vestiti da sposa, cioè a mio avviso queste sono santini, nel vero senso della parola, offerti in occasione di riti di passaggio di età. Quando, cioè, questo lo sappiamo un po' presso tutte le popolazioni antiche, i giovani e le giovanette venivano in un certo senso segregate dalla città in una sorta di morte apparente, per poi ritornare dopo un periodo di isolamento, per poi ritornare sotto un nuovo aspetto. I fanciulli sotto l'aspetto dei guerrieri, cioè di coloro che diventano uomini attivi nella difesa della città, cioè componenti vere e proprie della città, e le fanciulle dedicate a quello che rappresentate secondo quello che sarà la loro finalità di spose e di madri. Quindi, a mio avviso, noi qui, in questa prima fase d'uso dei santuari, abbiamo a che fare con cerimonie di tipo aristocratico, ce lo dice la ricchezza dei vestiti, ce lo dice la ricchezza dell'armamento, e cerimonie che sottendono riti di passaggio di età. Ben presto, ecco, una unica questa, ma non potevo non mostrarvela, una laminetta d'oro, è unica per il momento, ma ribadisce questo concetto dell'offerta di altissimo lignaggio. Ben presto, diciamo già nel corso del V secolo, ma soprattutto poi nel corso del IV secolo, queste immagini si trasformano, non sono più immagini singole, ma sono figure multiple. Sono con vedete qua i guerrieri con un armamento molto più semplice, un armamento di tipo leggero, quindi più economico.
Anche l'abbigliamento femminile è sempre con questi grandi mantelli, ma molto più semplice, ma soprattutto quello che ci interessa dal punto di vista di ricavare una sorta di storia della comunità, della società da queste immagini, è che ci troviamo di fronte a cerimonie multiple. Cioè non più la cerimonia di tipo aristocratico singola, ma cerimonie a cui partecipano strati più ampi della popolazione, sia maschile che femminile. Possono essere immagini di soli uomini, teorie di soli uomini, come abbiamo visto prima, o di sole donne, ma anche immagini con ambedue i generi, l'uomo e la donna, sia singoli, sia misti. Sia singoli sia misti, cioè uomini e donne. Un esempio è quello più in basso. Informazione storica, cosa vuol dire? Vuol dire che non solo si allarga la base dei partecipanti ai riti, non più solo le classi più alte, ma anche la gente comune, ma abbiamo cerimonie a cui possono partecipare assieme uomini e donne. Il che a noi può sembrare una cosa banalissima, ma invece dal punto di vista di quello che doveva essere l'organizzazione delle cerimonie non è poi una cosa così scontata. Tra la fine del IV e l'inizio del III secolo abbiamo una rivoluzione epocale nella produzione di questi ex voto. Cioè troppo lunga? Cioè non abbiamo più queste lamine come prima, lavorate a sbalzo, a cesello, che sono fondamentalmente dal punto di vista artigianale e produttivo opere singole, fatte a mano libera, ma opere singole, che possono avere lo stesso soggetto, ma che sono una diversa dall'altra, ma abbiamo lamine che sono decorate a tampone, cioè strisce di lamine di bronzo che venivano decorate con delle specie di timbri, fatti molto probabilmente con un legno molto duro, in serie, a stampo. Il che cosa significa? Significa una produzione in serie di bassissimo costo e di enorme quantità, cioè ancora una volta un salto fondamentale dal punto di vista della struttura sociale. Evidentemente ci troviamo di fronte a un momento in cui le cerimonie, i riti sono aperti veramente a tutta la comunità. Chiunque può accedere all'acquisto di ex voto, probabilmente anche a basso costo proprio per questa produzione in serie. I soggetti, come vedete, sono sempre gli stessi praticamente, le figure maschili raffigurate come guerrieri o cavalieri e le figure femminili sempre con avvolte in questi mantelli. Vi richiamo l'attenzione solo su un soggetto, che è questo, dove vediamo che cosa? Vediamo una teoria di uomini
queste lamine sono di una fragilità estrema, quindi quasi mai le abbiamo complete, però qui chiaramente si riesce a distinguere una serie di figure maschili che precedono, scusatemi ma è di una sensibilità estrema, che precedono una sola figura femminile, che sia una sola. Siamo sicuri perché è conservato il bordo finale della lamina. Dall'altra parte non sappiamo quanti fossero gli uomini, ma la donna è una e solo una. E vi richiamo l'attenzione sull'atteggiamento di questa donna, molto schienata, con un davanti molto pronunciato, che non escluderei potrebbe essere l'immagine di una donna in attesa, di una donna incinta. Il che cosa significherebbe? Significherebbe cerimonie in cui la componente maschile guerriera scorta, onora, venera queste figure femminili che tramanderanno la famiglia. Che quindi tra l'altro si collega molto bene a quel discorso che vi facevo prima sul nome della divinità. Mi avvio rapidamente alla fine mostrandovi altre due cose. In questa fase più tarda, quindi diciamo tra la fine del IV e soprattutto nel III secolo, siamo già quasi alle soglie della trasformazione romana, si aggiunge un altro soggetto. Noi finora abbiamo sempre parlato di figure femminili, di figure maschili, di guerriere, di ricche matrone. Si aggiungono, sempre con questa tecnica di produzione a stampo, quindi di produzione seriale, economica, si aggiungono numerosissime lamine con figure di animali, piccolissime, sono delle figurine veramente talvolta non raggiungono il centimetro, e sono tutti animali in gruppo, cioè sono mandrie, e sono tutti animali da lavoro, cavalli, asini, buoi. Cioè la forza lavoro che si pone sotto la protezione della divinità, quindi l'allevamento, gli allevamenti che si pongono sotto la protezione della divinità. Ultimissima cosa, unica in Italia, per cui vi dicevo all'inizio, questa cultura dei Veneti per me è una delle culture più alte dell'Italia preromana a fianco agli Etruschi. Nel santuario di Este noi possiamo dire che doveva esserci un centro scrittorio, cioè un centro in cui si imparava, si insegnava a leggere e a scrivere. Perché? Perché tra le centinaia di ex voto ci sono i ferri, la riproduzione, i modelli dei ferri del mestiere per leggere e per scrivere. Le tavolette alfabetiche, che vuol dire i sillabari, e gli stili, che vuol dire le penne. Tavolette alfabetiche che riportano non mi posso soffermare a lungo sulla descrizione perché non finiamo più. Comunque riportano tutte le vocali e tutte le consonanti, cioè sono proprio dei sillabari, congiungendo ogni consonante con le vocali, con ciascuna delle vocali si fanno le sillabe, si impara a sillabare, e la scrittura venetica è su base sillabica, quindi sono la riproduzione ovviamente di quelle che dovevano essere le tavolette cerate
con cui i discenti, gli scolari, imparavano a leggere. E gli stili scrittori, cioè le penne con cui si scriveva. Una cosa interessante, io ho sempre cercato di farvi fare un po' il passaggio dall'oggetto a come si costruisce la storia. Anche qui le informazioni sono moltissime. Una delle più importanti è che le tavolette, cioè diciamo i sillabari, presentano tutt'attorno delle dediche della persona che le ha donate alla divinità e portano nomi di uomini e nomi di donne. Gli stili, quando sono iscritti, portano solo ed esclusivamente nomi di donne. Questo che cosa significa? Su base minimale significa che anche le donne imparavano a leggere e a scrivere. Sembra banale, ma non è affatto banale per il mondo antico e è una caratteristica che avvicina invece moltissimo il mondo veneto al mondo etrusco. Ma l'assoluta unicità è che nessuno delle migliaia di stili conserva un nome maschile. Allora, quando io ho scritto il famoso libro 30 anni fa, avevo buttato lì un'idea che adesso andrà verificata, tra l'altro anche nel corso di questo grande progetto sulla religione che è portato avanti dall'Università di Ca' Foscari. Cosa può voler dire? Non soltanto che anche le donne imparavano a leggere e a scrivere, ma io ho sempre avuto un po' il sospetto che potesse significare qualcosa di più, cioè forse la presenza di un collegio femminile che insegnava a scrivere. Io l'ho buttata. Non è mai stata proprio del tutto rifiutata, anche se non abbiamo elementi sicuri per poterlo confermare. Avrei da raccontarvi ancora migliaia di altre cose, qualcosa di più specifico sentirete nelle prossime lezioni, perché una caratteristica su cui non potevo soffermarmi è che ogni santuario ha un sostrato comune, ma particolarità uniche, cioè ogni santuario è diverso dagli altri, sia nella divinità a cui è dedicato, sia in alcune specifiche caratteristiche delle cerimonie. Ad Altino sentirete in modo particolare il discorso di un centro, un porto e quindi un centro di incontro di culture diverse. Quando sentirete parlare di Lagole sentirete invece più l'accento su quello che può essere la componente militare, siamo vicino ai passi alpini, quindi ogni santuario ha un fondo comune in cui possiamo ripetere tanti dei discorsi che abbiamo fatto finora, ma delle caratteristiche che fanno di questo mondo veneto un mondo assolutamente poliedrico dal punto di vista culturale e quindi molto molto ricco. Mi fermo qui, ho parlato forse anche troppo. Veramente grazie Loredana di questa
presentazione a 360 gradi di quello che è il mondo della religione dei Veneti antichi, e con anche moltissimi spunti di interesse che varrebbe la pena poter adesso approfondire, tanti ami buttati per questioni sospese, questioni, ipotesi fatte, e insomma devo dire veramente credo che fosse quella che serviva proprio come prolusione iniziale per il nostro corso e per addentrarci via via in quelle che saranno le specificità più locali. Credo che 5 minuti, 10 li abbiamo ancora, e quindi se c'è qualche domanda da fare credo che la professoressa Capuis sia più che disponibile. Prego. Ma la voce, sì. Ti si sono sorda. Mi scusi signora, volevo chiedere, ho visto tutte le donne velate, ma sempre sono velate le donne allora? Le donne sono sempre velate, ma questa è una caratteristica abbastanza comune nel mondo protostorico, cioè prima che arriviamo alle fasi più avanzate dell'epoca romana. Sono velate perché è una forma chiaramente di abbigliamento di tipo più solenne. Comunque sono sempre velate, possono avere questi mantelli che coprono la testa o semplicemente dei veli, o come abbiamo visto in un bronzetto anche il velo corto, questo a seconda un po' sia dello status sociale che dell'età, però sono sempre a capo velato. Non è per sudditanza? No. No. Scusa. Lì c'è la signora. Arriva. Tant'è vero che nella descrizione anche archeologica questo velo viene chiamato molto spesso lo zendale. No? Sì, lo zendale, perché con un termine come le nostre, d'altra veneziane. parte appunto le nostre veneziane. Mia nonna non se lo cavava mai. Lo scialle nero, seduto sulla mura del campo di San Marcuola, tutte le donne con lo zendale in testa a sferuzzare. Zendale. La mia domanda nasce dalla curiosità del mondo dei Celti. Che collegamento c'è con la cultura dei Celti, visto che tutto sommato sono stati presenti anche loro in queste zone? O mi sbaglio? Sì, i Celti, no? I Celti. Anche questa è una bella domanda. apriamo un altro corso e un'altra conferenza. I Celti a un certo punto hanno avuto anche loro a che fare con i Veneti, sono entrati in piccoli gruppi, si sono molto ben amalgamati sempre con i Veneti, non sono mai stati dei dominatori, ma si sono assimilati dal punto di vista culturale. Testimonianze della partecipazione dei Celti ai nostri culti, ai culti dei Veneti, vi verranno soprattutto dagli esempi del santuario di Lagole, qualcosa forse anche da te, anche dal Tino, però diciamo che si adeguano a quello che è la cultualità veneta. Non imprimono un qualche segno molto diverso. Portano degli oggetti diversi, cioè i loro ex voto noi magari li distinguiamo come celtici perché sono di una tipologia della cultura materiale celtica, ma il tipo di ritualità resta sempre legato alla ritualità locale. Sì, intanto volevo complimentarmi per la relazione veramente splendida. Una curiosità, mi alzo. Da dove viene? Lei ha parlato delle cinture, ecco. Le cinture significavano che la donna era sposata o da sposare? E poi un'altra ipotesi, lei dice che tutti gli stili erano con nomi femminili, e se fosse stato che invece fossero state delle dediche degli uomini alle donne?
Non si sente bene, può venire più avanti per cortesia, perché col microfono non si capisce. Volevo dirle che la domanda era le cinture delle donne significavano che erano da sposare o già sposate? Grazie, facciamo una seduta spiritica, andiamo a chiederglielo. È indubbiamente un simbolo di tipo matrimoniale che continua non solo nel mondo antico, ma è la cintura che lo sposo scioglie nel talamo la prima notte di nozze, e quindi è sicuramente un simbolo matrimoniale. Che sia un tipo di abbigliamento che viene portato prima o dopo del matrimonio, questo non ho nessun elemento per poterglielo dire. Probabilmente è siccome sono grandissimi cinturoni che sono delle sorte di bustini in un certo senso, potrebbero anche essere oggetti strettamente legati al momento dell'attesa, al fatto che quando la donna è incinta, a sostenere, però non abbiamo nessun elemento per poter dire quando, come e perché venivano portati. Vediamo solo che le donne in abbigliamento più ricco e più completo, perlomeno tra la fine del VI e la metà del IV secolo, perché dopo questo capo di abbigliamento scompare, hanno sempre questi grandi cinturoni che noi, tra l'altro, cinturoni veri e lastre grandi così, li troviamo nelle tombe. Ecco, l'altra cosa che volevo così chiedere era, lei giustamente ha detto sono tutte femminili i nomi negli stili, e se fossero state invece gli uomini a scriverli dedicandoli alle donne? Se fossero state donne? Scritte dagli uomini dedicandole alle donne. Perché mi sembra un po' strano che non ci sia nessun uomo che scriva. Le dirò una cosa, non avendo una documentazione storica di prima mano e avendo noi ricostruito tutta la storia, non solo della cultura veneta, ma di gran parte della cultura dell'Italia preromana, attraverso gli oggetti, speriamo di aver visto negli oggetti il loro vero significato e quindi la ricaduta storica. Però non abbiamo nessuna certezza matematica, speriamo di esserci avvicinati abbastanza alla realtà, ma tant'è che moltissime delle nostre opinioni cambiano con il tempo, cambiano con le nuove scoperte, cambiano con gli approfondimenti, quindi quello che io posso dire è che non sono certezze categoriche, speriamo di esserci sufficientemente accostati alla verità. Mi sembra un'idea piuttosto maschilista, questa idea che sia stata scritta per le donne. Se c'è il nome mi sembra che sia un'idea migliore dire che erano più brave. Le dirò tra l'altro una cosa, che da tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista della religione, ma dal punto di vista della importanza anche nella ritualità della morte, da quello che possiamo ricavare sul mondo dei vivi dalla ritualità nella morte, possiamo dire che nel Veneto la donna ha una enorme importanza, non soltanto paritaria, ma talvolta superiore a quella dell'uomo. Allora, grazie a tutti e Grazie a spero voi. che ci vediamo il prossimo martedì. Grazie.